Gentilissima signor Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, prima di tutto io mi voglio scusare se con queste mie poche righe vi porto disturbo. Io vi vedo in televisione che state molto impegnata su questioni sicuramente più importanti delle mie, però visto che proprio in questi giorni vi state occupando pure del reddito di cittadinanza, io ci tenevo a portare alla vostra attenzione il caso mio. Come prima cosa io voglio sottolineare un fatto. Pure io, come voi, penso che questo reddito andava aggiustato. È inutile che ci invidiamo in giro, che facciamo finta di niente. Purtroppo, come giustamente dite voi, in questi anni troppi furbi hanno approfittato della situazione togliendo a chi magari ne aveva bisogno veramente. Vedete, io però rientro in quelli che voi avete definito abili al lavoro, ma per questione di urgenza prendo il reddito di cittadinanza. 720 euro al mese per essere esatti. E non immaginate quanto questa cosa mi crei disagio, pure vergogna. Io però ne tengo bisogno di quei soldi, in quanto ho 3 figli a carico ancora minorenni e mia moglie che nemmeno lavora. Per questa ragione quello che un po' mi è dispiaciuto delle cose che sono state dette sia da voi che dai vostri ministri, da alcuni vostri ministri, tutte persone rispettabili, si intende, è che in qualche modo avete fatto passare l'idea che tutti gli abili al lavoro che prendono il reddito di cittadinanza sono una specie di sfaticate, di mariuoli, di furbi. Ecco, non è il caso mio. Vedete, signora Presidente, io e mia moglie siamo persone che non ci ha mai fatto specie la fatica, nel senso che quando c'è stata imboccarsi le maniche l'abbiamo sempre fatto. E fino a quando è stato possibile, infatti, abbiamo sempre fatto il dovere nostro di onesti lavoratori. Io, per esempio, ero un operaio in una fabbrica di componentistica per elettrodomestici di alta gamma. La fabbrica ha chiuso per crisi qualche anno fa e nessuno ha fatto niente di serio per salvarla. Insieme a me altre 68 persone di famiglie, che tenevano una famiglia, sono stati mandati a casa, una persa la fatica. Io mi sono visto costretto così a chiedere un aiuto allo Stato, cosa che ci tengo a precisare, non avevo mai fatto prima. Si tratta, come vi ho detto, di pochi soldi, però, visto che siamo tornati a vivere con tutta la famiglia dei miei genitori che stanno in provincia di Napoli e così almeno l'affitto lo stiamo risparmiando, storti o morti, con quei pochi euro riusciamo male a sopravvivere. Io, vedete, non ho un motivo di non credere che voi state in buona fede. Eppure io, come voi, penso che chi è capace di lavorare deve lavorare. La mia domanda allora è un'altra, e la rivolgo sia a voi che a tutto il vostro governo. Noi siamo abili al lavoro, ma voi siete abili a procurarcelo, sto lavoro? Insieme al taglio di questo benedetto e maledetto reddito di cittadinanza, vi siete posti pure il problema di come venire incontro a tutti quelli come me che vogliono lavorare, anche se proprio volete per una questione di dignità personale, ma che sto lavoro non lo trovano? No, perché altrimenti si rischia il caso che siamo tutti bravi a togliere ma non a dare, tutti bravi a indicare le inadempienze degli altri ma non a capire le nostre. Allora mo vi rivolgo una preghiera, gentilissima signor Presidente. Da quello che ho capito, io fino ad agosto dell'anno prossimo a questo reddito avrò ancora diritto. Mi pare di aver capito così, ma in questi mesi che mancano, ecco, vi posso scongiurare di aiutare tutta l'industria meridionale a non fallire, a creare opportunità serie di lavoro. Ma voi lo sapete che in tutto il tempo che ho ricevuto il reddito mi è arrivata una sola proposta di fatica da Milano come magazziniere a 6 euro netti all'ora? Praticamente non erano offerte, era un confino al quale avrei dovuto sottoporre anche tutta la mia famiglia per scarse 1.000 euro al mese, ecco, che nemmeno un affitto ci paghiamo da quelle parti. Per la verità, io vi devo confessare che qualche altra offerta mi è pure arrivata, ma come potete immaginare, visto che ci tengo alla mia onestà, ho preferito dire di no. Anche perché, questo forse voi non vi rendete conto, ma al Meridione le opportunità di lavoro ci stanno e come, assai. Ma il problema sta nei datori di lavoro e in quello che ti propongono. A me, per esempio, facevano pure cola a 250 euro a nera a viaggio Napoli-Roma, 8 viaggi al mese per portare chissà che cosa con la mia macchina. Però sono situazioni che, come ho specificato, non fanno per me, chi voglia rimanere pulito. Con la speranza di ricevere da voi sollecita risposta, vi saluto e non vi disturbo più, con simpatia.